Buona giornata cari amici, entriamo nella festa della nostra Madonna dello Sterpeto. Vogliamo fare a voi tutti gli auguri e invocare sulle vostre famiglie la benedizione della Madonna. Vi chiediamo di unirvi alla nostra preghiera che recitiamo insieme ai bambini, i quali subito dopo la preghiera alla Madonna dello Sterpeto canteranno il Magnificat. O Regina del cielo e della terra, Madre di Dio, Madre nostra Maria, volgi quei occhi misericordiosi su noi miseri figli tuoi, o nostra speciale protettrice, che nel passato hai manifestato la potenza della tua materna protezione, soccorrendo nei loro bisogni quanti vicini e lontani sono ricorsi a te con fiducia. Esaudisci le nostre preghiere e vieni in nostro aiuto. Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato, conserva nelle nostre famiglie la fede, la tranquillità, la pace e l'amore. Benedici il nostro mare, le nostre campagne e i nostri lavori, e non ci abbandonare nell'ora della morte. Maria Santissima dello Sterpeto, prega Gesù per noi. La mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Voglio ricordare anche oggi che questa sera al santuario dalle 22 alle 24 ci sarà l'adorazione eucaristica. Maria sempre ci porta a Gesù, a riconoscere il suo Figlio come nostro Salvatore e ci chiama ad adorarlo. Buona giornata a tutti.